Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo like sul video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli sempre. Il Napoli avrà la priorità nel mercato di gennaio per l'acquisto di un difensore centrale. A maggior ragione dopo l'infortunio occorso ad Alessandro Bongiorno, giocatore che ieri in allenamento ha riportato la frattura dei processi trasversi di 2 vertebre lombari e che avrà bisogno di una quarantina di giorni di assenza, il club partenopeo deve tornare sul mercato per consegnare un nuovo difensore. Tramite Antonio Conte Centro nei primi giorni di gennaio. Diversi nomi nel mirino. Favorito Jakub Kiwior, ex Spezia, che l'Arsenal però non ha intenzione di cedere a gennaio. Ma nel mirino c'è anche Xhaka Bijol, difensore centrale dell'Udinese classe 1999. Il calciatore sloveno è uno dei pezzi più pregiati della rosa friulana, è valutato intorno ai 20 milioni di euro ed è nel mirino anche di Inter, ma per l'estate, e Juventus, che però lo vorrebbe in prestito. Il Napoli sta valutando la possibilità di fare una proposta d'acquisto definitiva e in quel momento batterebbe la concorrenza. È emerso un nuovo nome per l'attacco del Napoli, un profilo che milita in Premier League e che viene visto come il potenziale acquisto dei sogni azzurri nel mercato invernale che sta per iniziare ufficialmente. Da questa mattina il DS del Napoli, Giovanni Manna, è pronto ad attaccare John Duran, giovane ma già importante attaccante colombiano che attualmente gioca nell'Aston Villa. Attaccante classe 2003, ha già segnato 11 gol in questa stagione, di cui uno nella vittoria sul Bologna, in Champions League, ed è valutato almeno 40 milioni di euro dal club con cui ha un contratto e con il quale però ha rinnovato fino al 2030 solo pochi mesi fa. Potrebbe fungere sia da alternativa che da compagno di squadra di Lukaku. Lo riporta Il Mattino. Qual è la tua opinione tifante del Napoli? Voglio sapere cosa pensi di questo argomento. Lascia il tuo commento sul video e iscriviti al canale Forza Napoli.